Amici bellini, questo video è una live, ma è anche un video, è un'intervista. Amigos lindignos, lindissimos. It's an interview for Italian, for Colombian, for Spanish people, in English, whatever. C'ho la testa che mi scoppia con tutti i linguaggi, ma questa cosa la dovevamo fare. Io ringrazio ancora Fabio per l'aiuto. Senza il suo aiuto tutto questo non sarebbe potuto essere possibile. Non sarebbe mai accaduto. Insomma, i congiuntivi, signora, i congiuntivi, ma non ci interessa. Noi parliamo tutte le lingue, quindi ogni tanto qualche stroppolo è anche concezza. Non fa niente, concezza, fa niente. Concetta, vieni, tocca a te, devi fare l'intervento. Vieni. Insomma, gustiamoci insieme, perché io sono con voi in chat insieme agli altri moderatori e chissà se ci sono anche proprio loro dalla Colombia. Gustiamoci insieme questa intervista dove abbiamo parlato del Napoli, dove abbiamo parlato di Ospina, di Zapata, di Zuniga. Sappiamo che fine ha fatto Zuniga. Abbiamo parlato di Napoli femminile, abbiamo messo un occhio sui possibili nuovi giocatori colombiani che stanno uscendo fuori, che possibili nuovi acquisti del Napoli, perché il nostro ospite è di una competenza incredibile. E quindi segnatevi anche le cose. Se voi giocate a Football Manager, a Championship, a Scudetto, segnatevi anche questi nomi, probabilmente li conoscete già, io non li conoscevo, quindi telefonerò a chi di dovere, aggiuntoli, se sarà ancora aggiuntoli. Ma gustiamoci questa intervista, ragazzi, dove si parla a 360 gradi e si parla anche di Napoli città, perché è importante anche questo. Andiamo a cominciare. Amici bellini, è un onore incredibile per me presentarvi il nuovo ospite. Stiamo diventando veramente internazionali e grazie all'aiuto dell'ottimo Fabio Versatile, che mi aiuta a tradurre e a comunicare con i nostri ospiti internazionali di linguaggio spagnolo, diciamo così perché la radice è quella. Quindi andiamo a presentare Jorge Chavez, colombiano, che praticamente voglio lasciare a Fabio l'introduzione giusta in spagnolo, magari così. Vai Fabio, presentaci Jorge. Buenas noches a todos la gente de Colombia e buonasera a tutti gli amici nostri italiani. Siamo qui stasera con Jorge Chavez, es un analista de sistemas y penalista de la radio Tuto Gol. Esa es una radio de Colombia muy importante, muy famosa en este país. Y nada, ese es un especialista del fútbol femenino, ovvero è un analista e penalista, lavora per una radio colombiana molto importante ed è un esperto di calcio femminile. Y Jorge, te quería decir que Valerio está muy contento que tú estás acá esta noche con nosotros. Y claro, yo también. Claro que sí, para mí también es un gusto poder compartir con toda la gente linda de Nápoles, para esta inmensa cantidad de seguidores que ustedes deben tener a través del mundo y ovviamente del mondo Napoli. Anche lui è contentissimo di stare con noi perché sa bene che Napoli ha tantissimi tifosi nel mondo e ovviamente nella città. Benissimo, io volevo chiedere a Jorge, per cominciare, sappiamo che sei anche un esperto di calcio femminile e ci arriveremo perché c'è una cosa particolare che riguarda anche il Napoli. Napoli e Colombia, c'è una tradizione che parte da molto lontano e noi ricordiamo un giocatore in particolare, forse credo il primo giocatore colombiano approdato nel Napoli, che era Freddy Rincon. Era un Napoli, insomma, che veniva... era il passaggio da Lippi, poi arrivò, c'era Guerini, insomma non era un Napoli straordinario, ma Freddy Rincon venne acclamato anche dalla critica perché era il primo colombiano. Che ricordi ha lui di Freddy Rincon? Creo que tú sabes que Freddy Rincon fue el primer jugador colombiano que llegó a Nápoles y claro, no fue una época muy linda por nuestro equipo porque Nápoles ya estaba bajando de nivel, porque fue muy cerca luego de que se fue Marcelo Lippi, no sé si tú lo conoces, y después de él tenemos muchos entrenadores de bajo nivel porque Nápoles estaba pasando un tiempo feísimo. Y entonces, ¿qué recuerdo tienes tú de Freddy Rincon y se puede explicar a nosotros para conocerlo mejor? Porque como tú sabes, acá la crítica a los periodistas se volvieron fan por él porque técnicamente
estaba increíble. Claro que sí. Básicamente estamos en la ciudad, o estoy en la ciudad de Bogotá, donde hay dos equipos que son tradicionalmente rivales, Independiente Santa Fe y Millonarios, que es otro equipo. Freddy Rincón eh, hace todo su proceso formativo y de profesionalización en Independiente Santa Fe, con gran suceso y con tantas destrezas y habilidades futbolísticas que lo llevan a la selección nacional. Estando en la selección nacional, ustedes recuerdan el gol que hace Freddy Rincón y anota contra Alemania en Italia 90. Alemania que a la postre fue el campeón mundial y que, pues, como dato estadístico y anecdótico, fue el único partido que empató. Fue el único partido, el único resultado que no se dio para Alemania. Empató con Colombia y el autor de ese gol fue Freddy Rincón. Las características generales de Freddy Rincón: potencia, ambidiestro, golpeaba de larga a media distancia, imponente en su físico, iba bien por arriba, cabeceaba bien, me menciona la testa. Hablando de la testa, era un jugador muy inteligente que siempre buscaba los espacios y era muy cooperativo. En la época se hablaba de jugar que el volante 10 y que el volante 8. Para mí, en mi concepto, fue el mejor volante mixto o el mejor volante 8 de esa época. En cuanto a Marcelo Lippi, obviamente es un referente del fútbol mundial y cómo no tenerlo presente, porque a pesar de que era ultra defensivo, tenía esas variantes che permettivano che fuera un tecnico exitoso. Che lui ci ha spiegato un po' le caratteristiche di Freddy Rincón, che lui, diciamo, segnò anche lui come il Chucky Lozano al mondiale però del 90 contro la Germania, ed è stata l'unica partita che la Germania ha pareggiato, diciamo, nel mondiale, e poi è diventata campione del mondo contro noi che diciamo, ci hanno eliminato in semifinale, e poi vinsero con l'Argentina. E Freddy Rincón è stato l'uomo, il calciatore che ha segnato contro, diciamo, la Germania, e anche lui, come il Chucky Lozano, diciamo, fu la Colombia, diciamo, uscì pazza proprio letteralmente per Freddy Rincón, e secondo la sua opinione, essendo ambidestro, essendo che riusciva a calciare da lontano, da vicino, giocatore molto intelligente che usa molto la testa, era forte anche nei contrasti aerei, gran fisico, per noi napoletani è un ricordo incredibile, perché chi ha vissuto quell'epoca del post Maradona, diciamo che Rincón è stato uno dei giocatori più forti che abbiamo visto, si può dire, credo, Vale, no? Sì. Credo di sì. Dopo questi qua, Fonseca, credo che Rincón è stato uno dei migliori, però per i colombiani è stato una stella in quel periodo, perché era uno dei centrocampisti numero 8, ovviamente, più forte di quel tempo. E a proposito di stelle, la Colombia in questo momento, tornando più ai giorni nostri, si trova con una nazionale secondo me fortissima, tra le più forti sicuramente del Sud America, e abbiamo dei giocatori in particolare che spiccano sugli altri. Volendo concentrarci su dei giocatori che conosciamo già bene, una parola da spendere su un giocatore su cui il Napoli purtroppo non ha potuto puntare a lungo come Zapata, e poi il nostro David Ospina, che da quando insomma è arrivato al Napoli, credo, e chiedo anche a Jorge, ha fatto conoscere un po' di più la squadra del Napoli al popolo colombiano. No sé si tú, sí, claro que tú conoces a Duván Zapata, pero no sé si sabes que Nápoles no ha apuntado mucho por este jugador, porque cuando llegó a Nápoles estaba bien joven, estaba muy jovencito, y entonces el Nápoles lo ha vendido porque, claro, adelante tenemos un cierto Gonzalo Higuaín, y entonces no creo que el Duván llegó a Nápoles en el momento mejor de su carrera, y por eso el Nápoles lo vendió. Y no sé tú qué opinas sobre esto. Y también cuando David Ospina, el patrón, se llama el patrón, David Ospina llegó a Nápoles, pues que ahora, después de Zúñiga, creo que en Colombia están conociendo más nuestro equipo. Te respondo lo final. Obviamente el patrón tiene afincado su puesto en la selección nacional, su nivel, su participación en Europa ha permitido que mantenga
ese crecimiento futbolístico y esa jerarquía, como tú lo mencionas, el patrón. Sin embargo, no es ajeno para nosotros en Colombia el hecho de tener como un referente a Napoli en el espectro futbolístico y sobre todo hablando del calcio. ¿Por qué? Porque pues básicamente está Rincón, Zúñiga, Armero, Gonzalo Martínez, Duván Zapata. Y con respecto a Duván, por eso lo dejé de último en la numeración, estaba en un proceso de formación. Es decir, que el éxito actual, el hecho de que sea una figura en Bérgamo, en el Atalanta, depende mucho de lo que ustedes en Napoli lo formaron como jugador. Entonces, es positivo. Sì, dice che comunque sia Ospina in Colombia, ovviamente essendo il portiere titolare della nazionale, ha moltissimi tifosi, ma più che tifosi lui è un punto di riferimento sia per i giocatori che proprio per la gente colombiana, che magari gli fanno un sacco di domande sulla città di Napoli, sul comportamento che abbiamo noi qua, come seguiamo la squadra, e quindi Napoli per questo è ben visto in Colombia. Per quanto riguarda ovviamente tutti i giocatori che sono stati a Napoli colombiani, ha menzionato Zuniga, ha menzionato Armero, ha menzionato Duvan e anche Martinez, che è un calciatore, diciamo, che a Napoli è stato molto sfortunato. Iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Eh? Bere latte, caffè, una cioccolata calda è molto più bello, direi, se lo fai con una tazza Caffè Napoli 1926. Perché Napoli lo prese, ma credo che si fece male dopo 2 partite, non ha più giocato, infatti non è che abbiamo tanti ricordi di questo Martinez. E in più ovviamente ha fatto i complimenti al Napoli, perché se Zapata è questo è perché è venuto prima a Napoli, ha giocato dietro Gonzalo Higuaín e quindi è potuto crescere nel modo migliore. Molto molto interessante. E andiamo, un altro paio di domande per Jorge. Prima di tutto, vabbè, l'ultima sarà su Zuniga. Io voglio sapere che fine ha fatto Zuniga, ma questo ne parliamo dopo. Essendo lui un esperto di calcio femminile, io mi sono informato, non seguo tantissimo il calcio femminile, ma sappiamo, e non tutti sanno, che a difendere i pali, a difendere la porta del calcio femminile del Napoli c'è proprio una colombiana, una ragazza colombiana che è Catalina Perez. Quindi se ci può descrivere la Catalina, che sta in questo momento è portiere titolare del Napoli femminile, che tipo di calciatrice è e quali sono le prospettive sue per il futuro. Que como bien saben a Colombia, ustedes bien saben que Napoli tiene, el Napoli femenino tiene el portero titular, que es esa Catalina, que acá se habla muy bien de esta, pero claro, no es que la vamos a conocer mucho, porque Valerio también, no es que vamos a seguir mucho el fútbol femenino, porque estamos concentrados por el Nápoles, porque es un año muy particular con este COVID, entonces vamos a concentrar mucho, porque sí, claro, en Nápoles, no sé si tú escuchaste la canción de Valerio, Jorge, la que es fácil de cabeza, ¿no? No sé si la escuchaste. Y entonces a Nápoles este tiempo vamos a pensar mucho al primer equipo, pero claro que cuando se habla de gente así, que es colombiana o que tiene como una estrella, creo que puede crecer como una estrella. No sé usted qué opina sobre Catalina. Bueno, con respecto a Catalina Pérez, efectivamente es la arquera titular de Napoli femenino, y en Colombia no tuvo un suceso muy importante en la liga profesional. Ella estaba haciendo más un proceso en la selección nacional en sus categorías juveniles, sub-15, sub-17, sub-21, y ese excelente desempeño la lleva a ella a tomar la titularidad en el torneo panamericano. En la selección. Y obtiene Colombia con un equipo de ensueño, con muy buenas jugadoras de proyección, varias que juegan en Europa, la medalla de oro. Panamericano es
Suramérica y algunos países invitados como Estados Unidos, Canadá y Centroamérica, para tener ese contexto de que es un panamericano. Ganan ellas la medalla de oro y Catalina se catapulta como una excelente arquera por sus condiciones bajo el arco, potencia de piernas, muy ágil en los achiques, maneja bien la salida, tiene un saque contragolpeador como el de Ospina, un saque contragolpeador que es una característica que no muchos arqueros la trabajan, y ha venido recogiendo y construyendo sus frutos. Por ende, esa excelente desempeño en el torneo la lleva a Napoli. En Italia también, pues en esa misma época en que ella llega, estaba Yoreli Rincón en el Inter, Lady Andrade en el Milán. Dos jugadoras con unas capacidades extraordinarias. ¿Son porteros también? No. No. Lady Andrade es una jugadora extremo. Les recomiendo un video en YouTube. Lady Andrade FIFA 2015 en Canadá. Espectacular. Magia pura. Y Yoreli Rincón, volante 10, cerebral, potencia, goles olímpicos. Es una muy buena selección y muchas de estas jugadoras van a construir lo que Colombia llamaría la reconquista del viejo continente. Il portiere del Napoli, quando era giovane, aveva 15-17, diciamo in primavera, nessuno gli dava molta, diciamo, considerazione a questa ragazza. Quando però hanno fatto un torneo panamericano, ovvero diciamo, con tutti i paesi del Sud America, del Centro America, i paesi caraibici e qualcuno, diciamo, degli Stati Uniti, sì. Ok, qualche paese degli Stati Uniti, lei è diventata il portiere principale perché vinsero la medaglia d'oro, e quindi questa vittoria a lei ha dato molto lustro e ovviamente è riuscita a venire a Napoli perché altrimenti non veniva comprata da nessuno. E come lei ci stanno anche altre due giocatrici, una gioca nell'Inter e una nel Milan, una è Andrade e un'altra è Rincón, che si chiama come Freddy, no sé si è su prima, su hija, però bueno, diciamo, l'Andrade è una delle migliori giocatrici che stanno in Colombia e credo che si stanno divertendo molto a Milano perché dice che è fortissima, quindi credo che sicuramente la Colombia, come dicono loro, stanno cercando la riconquista del calcio anche a livello femminile come stanno facendo con quella maschile. Straordinario. Allora, per chiudere questa bellissima breve intervista, voglio chiedere se Jorge ci può segnalare anche del calcio maschile qualche nuova stella, un giocatore giovane che lui pensa che possa esplodere in futuro, se ha seguito, e magari quindi dare un consiglio al Napoli, perché noi dobbiamo avere le idee, noi non abbiamo molti soldi, dobbiamo comprare i giocatori giovani che possono esplodere, crederci ed esplodere, quindi un consiglio su questo. E poi gli devi chiedere, Fabio, che fine ha fatto Zuniga, perché dopo l'infortunio un giocatore straordinario, un giocatore forse uno dei migliori interpreti per tecnica, per velocità, per dribbling, in orbita anche Barcellona, poi dopo l'infortunio. La cosa più bella è che sorrideva sempre, cioè ti dava la voglia di seguirlo. Adesso si gode la vita, vai Fabio. Que si puede mencionar a algunos jovencitos colombianos, o sea, futbolistas, que se puede, sabe, dar un consejo al Napoli. Porque como pues usted sabe, Napoli no es muy rico, no somos millonarios como la Juventus, pero lo que pasa es que si usted puede hacer un nombre, así que no vamos a darlo al Napoli, así que vamos a comprar un jovencito que podría ser una estrella por el futuro. Y si puedes hablarnos de Juan Camilo Zúñiga, porque después que se lesionó lo perdemos. Y Valerio opina como yo, que es uno de los mejores intérpretes de lateral defensivo que no conocimos en nuestra vida, y se hablaba de que podría llegar al Barcelona, y entonces para que el Barcelona se da cuenta de Zúñiga tiene que ser muy fuerte. De nuevo te contesto al revés, desde lo último. Juan Camilo Zúñiga se lesiona en Europa, pasa a la Liga Premier, si no estoy mal, y no se logra recuperar. Regresa a Colombia, a su equipo del corazón, del alma, come es Atlético Nacional. Fermi tutti! Secondo i miei calcoli ci sono dei like mancanti, sì, perché mi sono segnato tutto. Dovete lasciare,
penso una cinquantina di voi che non avete lasciato il like, quindi dateci, questa è la penna straordinaria, dateci like mancanti un attimo perché dovete sentire questo che mo ci spiega Zuniga, e poi prendete il tacchino e scrivetevi i nomi perché io metterò assolutamente le immagini, quindi avrete un aiuto per i nomi, ma vi dovete segnare voi i nomi, altrimenti ve lo diciamo noi in chat, ve lo chiariamo così, ma sono nomi interessanti che poi dobbiamo girare aggiuntoli, quindi lasciate i like, se non siete iscritti al canale siete completamente siete impazziti overnight, perché non, cioè questa qualità io non lo so, io non lo amo Valerio Fluido, lo sapete, cioè abbiamo un rapporto un po' conflittuale, però quando fa queste cose così con Fabio Versatile, con Jorge Chavez, dai, lasciate un attimo i like che mancano e continuiamo, andiamo avanti perché non è finita, si va avanti, cose straordinarie, vai. Y tampoco logra recuperarse ni consolidarse ya en su lugar. Obviamente las capacidades futbolísticas de Juan Camilo Zúñiga se resaltan o se destacan porque en su formación él fue originalmente un volante 10, que se fue transformando en un lateral de ida y vuelta con una excelente finalización de jugadas, centro de jugadas, pero también muy responsable en marca y en defensa, que es lo difícil encontrar ese equilibrio. Juan Camilo Zúñiga hoy por hoy está muy vinculado a Atlético Nacional. Tuve la oportunidad de verlo en 2019 en un partido de despedida de Ronaldinho acá en la ciudad de Bogotá. Y pues obviamente todo pasado fue mejor. Es entendible que su nivel de futbolístico haya decaído un tanto, primero por la edad, segundo por el desgaste de la lesión, pero siempre vamos a disfrutar de esas tardes y esos recuerdos que nos dejó en la retina, sobre todo un gol que le anota en eliminatorias a Uruguay, y todo ese desempeño y ver y sentirnos nosotros como colombianos muy orgullosos de cómo generó una huella imborrable en ustedes como aficionados en Napoli. Con respecto a las nuevas promesas, estaba programado para enero de este año, de 2021, un torneo sub-20 donde vamos a ver lo más granado de futuro. Así salió James Rodríguez, así salió Hugo Rodallega, así salió Falcao, de ese tipo de torneos donde se vuelven unas figuras. Es más, en el torneo donde la figura era Hugo Rodallega, había un tal señor Messi. Había un señor Messi, la rompe en el Mundial. En el Mundial de Holanda, Messi se consolida y muestra lo que es hoy por hoy. En un momento de arrogancia, Hugo Rodallega dijo, yo soy mejor que Messi. Obviamente en este torneo sí lo fue, pero obviamente el tiempo dio otro tipo de respuesta. Con respecto a los jugadores importantes que podrían llegar a Napoli, está Roger Martínez, que actualmente se... Scrivi, Roger Martínez, scrivi. Anótalo para hacer... ¿llevo comisión o no llevo comisión? Claro que sí. Claro que sí. Roger Martínez es un delantero que se empezó a formar en el fútbol colombiano, un depredador, haciendo una comparación similar a, obviamente sin la misma potencia de cabeceo, de Lewandowski, muy oportuno, muy de área, muy atento a los rebotes y siempre siendo protagonista en el área contraria. Él se va, termina de hacer su formación en Argentina, de Argentina migra a... no estoy mal si fue al Submarino Amarillo en España, a Villarreal, no se logra condicionar y regresa a México, de América, en el Distrito Federal, y está con un muy buen desempeño. Ya un jugador más estructurado, que sería ideal para lo que busca Napoli y que ya está en Europa. ¿Cómo se llama? Morelo. Ah, Moreno, sí, Moreno. Ustedes tal vez lo han enfrentado ya, lo han sufrido porque ha jugado en la UEFA, en la Copa UEFA, ¿En cuál equipo? En Glasgow Rangers. Ha sido invitado, fichado, tratado de ser jalado a la Liga Premier,
pero en la Liga Premier no ha habido esa consolidación económica. De pronto la aspiración es muy alta, pero es un jugador muy interesante para tenerlo muy presente. Está Jairo Moreno. Jairo Moreno tiene un presente muy bueno, ha sido relevante en alternativa en la selección nacional y pues ha tenido muy buen desempeño. ¿Es un delantero? Sí, no, es Atacante. un volante de equilibrio, ese que siempre te hace el trabajo sucio, pero siempre es muy eficaz y muy eficiente. Porque una cosa es destruir el juego, pero que tú recuperes el balón y empieces a armar el ataque es vital. Y obviamente el que más les recomendaría a ustedes por su consolidación ya como futbolista es Wilmar Barrios, que juega en el Zenit. ¿Cuántos años tiene? Debe tener unos 25, 26 años. Ya es muy grande por el Napoli. Sí. Y incluso jugó en el Mundial de Rusia. Los scouting del Zenit dieron la oportunidad. A su casa, claro. Y ayer mencionabas en nuestro programa estelar, Fabio, con cierto acierto, a Villa. Sebastián Villa, vale, doppio al Sebastián Villa. Vai, actual volante de Boca Juniors. En Argentina, juega en Argentina ahora. Sí, está en un proceso muy interesante, está creciendo en su fútbol, sin embargo tiene allí un problema legal. O sea, de un maltrato, violencia intrafamiliar. Right. Tiene un problema con su pareja en ese sentido. No se puede viajar, salir de Argentina. Por ahora. Por ahora. Y en el rival de patio, pasando la vereda, en River Plate está Carrascal, Jorge Carrascal. Un volante, digámoslo, de la segunda línea, más enfocado en construcción de juego y en remate de larga distancia. Muy interesante, pieza fundamental del esquema de Gallardo. ¿Cuántos años tiene? Debe tener unos 21 a 23. Carrascal, River Plate. Bene, vado a tradurre quello che ci ha detto lui. Tosta, vabbè, ripeti parti da Zuniga brevemente e poi questi nomi che possiamo ripeterli, magari li scrivo pure. Parliamo di Zuniga, che ovviamente dopo che si è fatto male a Napoli ha provato a cambiare squadra per recuperare, è stato 6 mesi mi sembra o in Scozia o in Inghilterra, adesso non ricordo bene, e neanche diciamo lì è riuscito a recuperare ed è tornato al club, come si dice por ahí, che lo ha visto crescere, ovvero l'Atlético Nacional, che è uno molto famoso in Colombia, però anche lì ha avuto tantissimi problemi fisici e non è riuscito più a esplodere, non è riuscito più a recuperare da questo brutto infortunio che ha avuto a Napoli. Purtroppo noi ne sappiamo qualcosa, perché a me mi viene ancora la pelle d'oca quando ricordo quel Zuniga contro la Juve, quel Zuniga contro il Milan, che io sono innamorato di questo giocatore. Però lui ancora adesso, nonostante quasi fermo, che ha finito di giocare, però è ancora vincolato con l'Atletico Nazionale, perché siccome quando era giovane è venuto in Europa e ovviamente ha portato soldi a questa squadra, sì. Questa squadra che è molto riconoscente, perché sia dal Siena che al Napoli che nelle altre squadre che comunque è andato, l'Atletico Nazionale ha ricevuto un compenso e quindi adesso continuano la collaborazione con lui, con magari qualche giocatore giovane, qualcosa per gli sponsor, perché comunque loro in Colombia amano Zuniga. Certo. Per quanto riguarda questi nomi di questi giovani ragazzi, tu li hai segnati, sì. Quindi dopo ce li andiamo a vedere e vediamo un po' se possiamo fare un regalo al Napoli, dal consiglio di Jorge, magari andiamo a fare un regalo al Napoli con suo consejo, sì che magari ci sia un giocatore buono tipo Zuniga, tipo Zapata, che il Napoli, tu ti ricordi, l'ho preso a 19 anni, sì. Pagando pochissimo e adesso non so quanto va, speriamo magari. Si ahora quieres hacer pregunta a nosotros, vale, porque ya estamos casi para terminar, y si tú quieres hacer preguntas, no estamos aquí para ti. E quello che ti voglio dire però, Vale, ovviamente tu ieri non sei potuto venire, sì. Io gliel'ho spiegato che hai dovuto suonare, che ti hanno avvertito all'ultima volta, però io sono stato molto bene con loro, devo dire la verità, con Jorge e con tutto,
e devo dire che mi sono divertito ed è stata una bella esperienza stare in una radio ufficiale colombiana, e la prossima volta cerchiamo magari che vieni pure tu o facciamo un'intervista anche con Tuto insieme a John, los cuatro, ¿no? Vamos a hacer una entrevista a los cuatro, otra vez. Ahí sí, estando Valerio presente. Pero Valerio ti quiere decir una cosa, spera che Valerio ti quiere decir una cosa. Incelo, va Valerio. Scusate l'interruzione, no, è perché c'era una richiesta bellina che non può rimanere inevasa, no? Perché le cose sono inevase. Allora non la facciamo un attimo a volo, ma giusto per non perdere l'abitudine a suonare, perché sì, musicista alla fine dobbiamo ricordarcelo. E poi c'è quella parte che fa... No, ti piacerebbe. Perché fa diesis. E poi... In and around the lake and bla bla bla, perché è è una giostra, YouTube è una giostra, diciamoci la verità. Ma torniamo al video. Avete lasciato il like? Questo è il momento del like. Sì, volevo ovviamente ringraziarlo per l'invito che Jorge ha fatto al canale. E purtroppo non ho potuto partecipare alla prima parte dell'intervista che loro hanno fatto a noi, ma ovviamente l'ottimo Fabio ha fatto le mie veci e quindi si è parlato di calcio e io ovviamente so che si sono fatte cose bellissime. La riascolterò a breve, ho avuto l'impegno musicale improvviso e ovviamente me ne scuso, ma recupereremo e faremo sicuramente un altro incontro anche per la loro radio. Ma io voglio chiedere a Jorge, per chiudere, loro sono... il Sud America è famoso anche per le esultanze, per le telecronache, no? Ci può dire qualcosa al riguardo? Perché il nostro Carmine Martino le richiama come tributo quando il Napoli segna gol. Voglio saperne proprio da lui, dall'originale. Vai Fabio. Que si puede mostrar a nosotros haciendo escuchar una reacción de un periodista que habla de fútbol, ¿sabe? Porque acá, como te dije, ahí estamos locos, pero son muy famosos esos colombianos por hacer estos comentarios de cuando se van a marcar un gol. Y ayer, si te acuerdas, te iba a mostrar Carmine Martino, que él también quiere hacer algo similar, ¿no? Pero claro, tener un colombiano original es otra cosa. Y si tú puedes ahora mismo poner en YouTube, no sé, una reacción al marcar de un gol de un periodista, nos estamos muy contentos. Sí, claro. Pues anoche lo que estábamos tratando de buscar era que Tuto Carvajal, nuestro director del medio, es el relator y él pudiera construir con su imaginación una jugada de Napoli, sacara a Ospina, le cayera a Rui, tocara con Insigne desbordara, mandara al centro, anotara el Chucky Lozano. El Chucky Lozano. Para que él empezara, ¡el gol del Chucky! Y después de su relato, el otro equipo de periodistas íbamos a empezar a cantar el Chucky Lozano. Yes. Era lo que teníamos pensado, pero pues no tuvo un inconveniente varios miembros del equipo. No pasa nada, lo vamos a hacer por supuesto otra vez. No estaba Mauricio Vidal, no estaba Flavio, claro. No estaba Valerio. Claro, obviamente. Y tenemos que presentar Valerio, Maurizio Vidal, il cugino del King Arturo Vidal che gioca nell'Inter. Doveva venire anche lui ieri, però pure lui ha avuto un contrattempo. Ha detto che comunque stanno provando a fare una reazione a un gol del Napoli che parte da Ospina, passa per Mario Rui, poi magari Insigne finalizza e il Chucky Lozano segna. Bellissimo. Con una reazione ovviamente di Tuto Chavez che è il suo ovviamente direttore della radio,
e magari ce la va a mandare a noi così la postiamo sul canale e magari dopo la reazione di tutto parte la canzone Chucky Loza. Maravilloso, maravilloso. Fantástico. Si quieres hacer preguntas, nosotros estamos acá y vamos a terminar esta linda, linda entrevista. Claro que sí, quería preguntarle a Valerio, ya que lo veo con su chaqueta, con su sudadera, que nuestro club Independiente Santa Fe va a cambiar su indumentaria. Antes, hasta junio, tiene un contrato vigente con Umbro, va a ser ahora capa. Entonces quería que les comentaras a los hinchas acá de Colombia, ¿qué podemos esperar del equipamiento de capa en cuanto a durabilidad, la estructura del color, el diseño? Ti sta chiedendo ovviamente anche il Deportivo di Santa Fe a giugno avrà K come sponsor tecnico come ce l'abbiamo noi a Napoli e si suppone che vanno a cambiare anche il colore della squadra per renderlo magari azzurra come il Napoli, però la seconda maglietta. Aveva detto, visto che ti vede a te con la felpa, ha chiesto come, diciamo, cosa possono aspettarsi i colombiani da questo sponsor che può dargli come a livello di resistenza, come diciamo, sai, come la Combat che ha il Napoli, sì, e tutte queste cose qua. Sta chiedendo ovviamente se può essere una buona marca o no. È una bellissima domanda, perché Jorge deve sapere che io sono molto attento al design delle magliette, sono anche molto critico quando non mi piace l'accostamento dei colori, e il Napoli da quest'anno, la Serie A, ha tolto le famose toppe, quindi quando lo sponsor deve essere parte integrante della maglietta, non ci deve essere una toppa troppo brutta che come ha avuto il Napoli con lo sponsor ufficiale Lete. Quindi quest'anno si è potuto utilizzare solamente la scritta. Io dico che per la K i materiali ufficiali, tutto il materiale tecnico ufficiale è di ottima qualità. L'accostamento dei colori poi dipende ovviamente anche dai colori della società e tutto, ma io credo, e so che in Colombia comunque ci sono molti sponsor sulle magliette, non so se è ancora così, io credo che se stanno attenti ai colori si divertono tantissimo, perché la K è un bellissimo marchio che fa cose di ottima qualità, quindi approvo la scelta della K. Él está diciendo, como te dije yo ayer, que la capa es un sponsor casi perfecto, ¿no? Casi perfecto. Es de muy, muy alta calidad. Y lo que pasa es que lo único que ellos tienen que hacer es no hacer el error que hicieron acá en Italia. O sea, apostar en escudetos del nombre del sponsor, o pues color, ¿sabes? Fluorescente, color que no van a hacer nada con el equipo. Rosa, y entonces, plus rojo and blue and black, too many. un color rosado, o pues que iba a hacer contrasto con el azul del Napoli, ¿sabes? Esa cosa. Y entonces, si ellos van a hacer un diseño muy, muy cuidado, mucho cuidado sobre esa cosa, la capa va a realizar una buena uniforme por el equipo. Eso está por supuesto. Claro que sí, eso es lo que esperamos nosotros como hinchas. El uniforme de Independiente Santa Fe es el mismo del Arsenal, son equipos hermanos. En el Emirates Arena hay una placa que dice y justifica que Independiente Santa Fe y Arsenal son equipos hermanos. Claro. Ya más o menos se imaginan que es un diseño manga blanca, frente rojo. El rojo en el pecho, claro. Sarà y obviamente bellissima. Se il disegno è semplice, diglielo, sarà bellissima, perché richiamerà anche la squadra più importante dell'anno. Che sono proprio, diciamo, una placca sia in Colombia che in Inghilterra, che le squadre sono proprio unite da una fratellanza. Ecco perché hanno la stessa maglia, gli stessi colori sociali, e quindi per loro, diciamo, si aspettano che non ha la K, l'Arsenal, ma la Nike, sì, ma loro sperano che la K possa fargli fare una divisa, diciamo, davvero davvero speciale. Precisamente por eso la marca, porque era puro de entonces eran diseños muy conservadores, muy elegantes. Nike, l'Arsenal se convirtió a Nike. Ah, bueno, sí, pero Independiente Santa Fe tomó ese espíritu. Siempre sponsor italiano. Umbro, K, siempre sponsor italiano. En cuanto a diseño, esperamos y
tenemos grandes expectativas en ese sentido. Sí, sí. Y básicamente se volvió una costumbre en Colombia de hacer una colección año tras año de los uniformes más relevantes y acompañado obviamente de los triunfos deportivos. Claro, claro. Ogni anno loro fanno, magari scelgono diciamo, l'uniforme migliore, ok? Tra pantaloncini e magliette, i colori migliori, e cercano comunque di tenere quella migliore per esporla magari nel loro museo, perché ovviamente il Deportivo de Santa Fe è una squadra molto importante in Colombia, quindi ci tengono a questa cosa. Ecco perché ti ho fatto la domanda. Bellissimo. Otra pregunta, ¿a quién la quieres hacer? Bueno, básicamente acá siempre todo el mundo, al sitio que vaya, pizza napolitana. ¿Cuál es la verdad de la pizza napolitana? È l'acqua, ce la citi pure, vale? Final. Sì, è facile. Per avere la pizza napoletana devi essere a Napoli. Devi venire a Napoli e devi fare la pizza in maniera semplicissima con gli ingredienti che trovi a Napoli. Quindi la mozzarella nei dintorni di Napoli, ancora meglio, Caserta, Laversano, pomodori del Piennolo se si può, e basilico delle nostre terre. Cagito segreto a Napoli è l'acqua. È l'acqua, per questo devi stare a Napoli, l'acqua e l'aria di Napoli. Poi ci sono persone che la fanno bene in tutto il mondo, ma se la gusti a Napoli è tutta un'altra cosa. El secreto es la ciudad, l'aire y la agua. Y claro, los ingredientes y el tomate. Por eso la mejor manera de gustar la auténtica pizza napolitana yendo a Nápoles. Yes. Es l'unica. Vamos con las últimas dos preguntas. Así que vamos a terminar esta linda entrevista y nos hablamos otra vez, ¿vale? Correcto. Básicamente he estado muy contento, muy cómodo con ustedes. El ser napolitanos son los más latinos, más cercanos a América por la forma de ser, por la amabilidad, por el respeto. Por eso siempre vamos a estar muy cercanos y por eso tal vez los jugadores colombianos tienen un gran suceso cuando llegan a Nápoles. Esperemos que podamos vincular o tener nuevos jugadores colombianos en la squadra. Ci ha fatto i complimenti, è molto contento di stare qua con noi, sta benissimo, si sente molto a suo agio e ovviamente ha detto che sembriamo molto latini noi napoletani, che sembriamo molto molto simili ai colombiani, ovvero ai sudamericani, e la cosa più bella è che lui spera che in futuro possiamo avere altri giocatori colombiani per proseguire questa scia positiva. Bellissimo, io voglio ringraziare Jorge Chavez per l'onore straordinario, un intenditore di calcio a 360 gradi, una persona straordinaria, e sono stato veramente benissimo con lui e non vedo l'ora di raggiungerlo anche nella radio e continuare questa collaborazione bellissima. Fabio, gira i miei complimenti a Jorge e sono sicuro che gli amici bellini nei commenti lo riempiranno di complimenti e di affetto. Él te está haciendo muchos cumplidos y es un honor para él hablar con usted y no ve la hora de llegar a la radio para hacer una entrevista mejor con ustedes dos o no sé cuántos sean, 3, 4, claro, conmigo también, y él se siente muy cómodo hablando contigo, que eres en serio, de mi parte también lo voy a decir, un conocedor mundial del fútbol y que lo habla muy simple, y esto es lo que les gusta a la gente de Napoli, así que ellos te van a dejar comentarios lindísimos. Hombre, pues muchísimas gracias, pero siempre lo más sencillo es lo más elegante, lo más sencillo cuando tú comunicas es que la audiencia te pueda entender. Ese cuento de que, no, juego 4-4-2, 4-3, hay un módulo, un entrante, un saliente, que parezca un pistón, que ataque por los costados. No, eso lo estoy viendo. Claro, clarísimo, clarísimo. Eso es necesitar de una tradición, ¿se entiende? Ahora bien, ustedes se preguntaban por qué esta parte del mundo no sigue tanto el calcio, ¿cierto? Ustedes tienen la percepción de que nosotros no seguimos el calcio. Lo que sucede es que hay equipos del norte de Italia que cabalgan en la tabla
y te sacan 20, 30 puntos. Mucho cuidado del nombre que te va a sacar de tu boca ahora mismo. No, la verdad que sí. La verdad, vale, te lo posso dire anche ai nostri amici belli, che odia la Juve. Yo no he mencionado Juve, ni he mencionado Sí, yo porque así es. y Milán. Y para los latinos es más, para los latinoamericanos, es más emocionante una final cabeza a cabeza. Sí. Escuadra, la mejor escuadra del año contra la mejor escuadra y jugar una final. Claro. Mientras que el sistema de campeonato de ustedes, 20 puntos de ventaja. Sí. Repites, él, ¿cómo dijiste ahora? El sistema. Bueno, muy bien. Piensa, usando pura Colombia. El sistema. Pura Jorge, Colombia usando. muchas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias por siempre tener presente a Latinoamérica, esta parte del mundo que también los quiere, también ama el fútbol y que tenemos un factor común, ser latinos. Yes. Sí, tenemos que hacer una colaboración que yo y Valerio vamos a hacer un comentario a los partidos de Nápoles, así que lo vean a Colombia. No sé tú qué opinas, vale, noi diciamo a telecronaca e sapere in Colombia magari in italiano. La manata Int, praticamente, quell'altro se ne chiude. Invece in questo caso Fabio, la manata Int, facciamo le telecronache e poi se le sentono là. Bellissimo, Fabio, bellissimo. Vai, finiamo, siamo alla fine, sono gli ultimi like. No sé tú qué opinas, si tú también le va a gustar esa idea. Claro que sí, todo lo que sea colaboración, todo lo que sea compartir información y generar conocimiento, sobre todo de un tema tan común como lo es el fútbol, que es nuestra pasión, nuestro sueño, nuestra forma de vivir y de entretenernos de un año tan difícil como el que ha pasado, siempre será bienvenido, Fabio, y para nosotros en Tutogol Radio es un gusto poder contar con esa colaboración, conocer de primera mano qué está pasando con nuestros jugadores, bien sea en Atalanta, bien sea en la Roma, el suceso con Livorno, qué sé yo, con el Napoli, y hasta ahí. No mencionen otro equipo, ¿vale? Bueno. Los demás ya tienen un destino construido, entonces ya no hay... O sea, Juan Guillermo Cuadrado acá no nos gusta mucho. Es fortissimo, pero... ¿Quién es Juan Guillermo Cuadrado? Muy bien. Vale, ha detto che loro sembra che non guardano il calcio, invece sono pazzi come noi, perché ovviamente siamo latini. Es un excelente jugador, obviamente, no es que tenga animadversión contra Juan Cuadrado, sino que, pues por respeto a ustedes, por ser un rival tan enconado, no vamos a resaltar las virtudes. No te equivoques, no es el rival, es el enemigo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias de verdad. Un saludo a toda la gente de Colombia, por mi parte, porque tú, creo que Valerio eso ya lo sabe, pero creo que tú también te estás dando cuenta que yo soy aficionado de todo lo que es latino, manera de ser, de vivir, de ponerse y las mujeres. Claro, ese es un factor común del cual tenemos que hablar después. Sí. Y para mí también es un gusto, ¿por qué no?, conocer la cuna de la humanidad, la cuna, no el origen de la vida, pero sí el origen de la organización estatal, la cuna de la arquitectura. Por eso mucha gente dice, yo quiero conocer Europa, pero ni siquiera dicen por qué quieren conocer Europa. Conocer la cultura, conocer la comida, el café, el gelato napolitano, el teatro San Carlos de la Ópera. Bravo. Las mismas calles de Nápoles, lo intrincado, los callejones, la parte que muchos turistas no quieren ver, pero que tiene una riqueza. La parte que nadie conoce. La parte que nadie conoce. La verdadera parte de Nápoles. Que es la riqueza como tal. Porque no es lo mismo ir a un Starbucks a tomarse un café
a ir a un barrio periférico, lejos del centro, con vista al Mediterráneo y disfrutar el mismo café. No es lo mismo. Claro, clarísimo. Hombre, nos vemos otra vez. Tienes un beso y un abrazo desde nosotros. Claro que sí. Igualmente, un abrazo. les envío también un inmenso abrazo. No somos tanto de besos los latinos, pero con gusto para toda la gente de Nápoles, para todas las chicas seguidoras del fútbol femenino, que también es importante de resaltar, y tendremos la oportunidad de hablar luego de tantas cosas y tantos temas que se van suscitando. Lo mismo, si ustedes quieren que nosotros hagamos una colaboración en cuanto a los sucesos de los nuevos jugadores, con el mayor gusto. Claro. Perfetto. Grazie mille a Jorge, grazie mille Fabio per il tuo aiuto straordinario. Amici bellini, è una perla, è una chicca, è lunga ma è da gustare. Grazie Jorge, a presto. Vale, dice, hasta luego. Hasta luego Jorge, hasta luego. Hasta muy pronto, mejor. Muy pronto. Hasta muy pronto. Adiós. Amici bellini, grazie ancora per aver partecipato a questa premiere e il live, che però è un video registrato, che però ci siamo guardati tutti insieme. Grazie per aver partecipato, grazie per i vostri like, per il vostro supporto, per i vostri commenti. Senza di voi, senza la community del Caffè Napoli 1926, degli amici bellini che siete voi, tutto questo non sarebbe mai potuto succedere. Quindi io vi ringrazio, bevo acqua alla vostra salute e ascoltate il Carbonapoli e ascoltate Valerio Saverio Solido, ma non mi ricordo come si chiama, ascoltate Saverio Solido che vi dice, perché se raggiungiamo i 7500 io vi faccio un altro regalo, è il minimo che possa fare per gratificarvi del successo, si può dire, del successo che stiamo avendo un pochino in ambito locale e internazionale. Ascoltate uno scemo. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, poi c'è stato da Saverio Solido, non mi ricordo come mi chiamo.